Adesso ragazzi, in modo molto spartano, farò la degustazione dello Starbucks caffè latte comprato al Tosano. Belle mischiatine. Apriamo la copertura in alluminio. Sa da Nesquik, non so se avete presente, però merita come profumo. Rimettiamo il coperchietto, lo contraddistingue. Allora, sotto con lo Starbucks, primo in vita mia, a caffè latte, freddo, temperatura ambiente, quindi 2-3 gradi. Ragazzi, il latte Nesquik vero e proprio. Non male dai, comunque. Vediamo un po' di dati. Questo è di 220. Ragazzi, non è che male come dati, dai. So peggio per una bevanda di questo tipo. E per finire è ben specificato riciclare. Ragazzi, mi raccomando, se andate via portate via sempre i vostri rifiuti, perché ne ho trovati abbastanza lungo il cammino. Comunque, approvato. Starbucks caffè latte, voto 7,5.